che darà alle note il passo e il tempo col suo organetto diatonico per il gruppo che eseguirà su Dillu, ma prima ancora i tenores a Boghe Longhe e Boghe Notte. Che dire, un entusiasmo, un tifo calcistico vi stanno facendo qui. Insomma, è stata veramente una gran bella proposta questa del gruppo folclorico Santa Lulla di Orune. Non so come stiamo col tempo, Franco? Un minuto. Allora posso dire una cosa, visto che... Oh, dunque questi applausi mi fanno capire che siamo nuovamente in onda e quindi devo raggiungere i miei amici del gruppo di Orotelli perché siamo pronti per il secondo e ultimo ballo, quello conclusivo, con l'accompagnamento di Guido Vercellino, questa volta quindi con l'organetto. Noi avremo modo appunto di vedere, di apprezzare, di applaudire e vedere naturalmente in movimento l'abbigliamento tradizionale di Orotelli con un prossimo ballo. Prima però mi rivolgo a Franco, ho mezzo minuto per parlare un attimo dell'abbigliamento. Sì, allora Maria con il gruppo di Orotelli. Prego.
Dunque, allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata, non abbiamo proprio tempo, però giusto intanto consegnare un attestato di partecipazione a Guido Vercellino, grazie anche a Guido Vercellino, e poi perché attraverso i dolci prodotti che hanno portato da Orotelli, io vi ringrazio per aver seguito anche questo appuntamento, naturalmente adesso per notizie e aggiornamenti ci sarà il TG. Questo programma per Suballutundu, vediamoli. La mi scappa e pedala, la mi scappa.
E questo suonerà per il gruppo di Silico su Dillu. Sentiamolo e vediamolo insieme.
Che sa cuva ma segato come no a pobino in domo mia so sori che sa gomma ma segato come no a pobino Leva che ho sicurato lì e me ne costo danno causato ambarambarata 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 sormi a nana costa quando sa cuva vita buone costori che sono che camminata seguendo ambarambarata 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 se mi sto ricato come te vero me da cura so che sa cuva ma segato ambarambarata 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 che sta accompagnata come dalle spesso dove vinta testa sulla salita ambarambarata 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 che sta accompagnata come dalle spesso dove vinta testa sulla salita ambarambarata 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 canta con me delle s'altra casa niente compagnia por dormire sola in letto ambarambarata ambarambarata dasta su una schiena in affetto con su mare che ti compagnia ma su mare saga capitato ambarambarata
Sorga tu, yoga sorga da, non li taglio baghi più, passo fuori che mi sei sulla voce di fare abito di te. Barambrada, 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 vedo sulle avi stelle, non andate senza sappica, come siamo dei sicura. Barambrada, 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 come siamo dei sicura, santa casa le ancora, chiama somma mette in santa barambrada, Che il loro abbigliamento, soprattutto quello femminile, San Nicolò.
quando arrivi a casa. Noi abbiamo praticamente concluso, questa volta con molta tranquillità.
Eseguiranno adesso una danza particolare che Ottavio gentilmente Sì, anche ci perché illustrerà. prima di introdurre appunto la danza, il ballo del gruppo Santa Lulla di Orune, che abbiamo avuto modo di conoscere spesso nel corso dell'edizione invernale, intanto perché sono stati un po' il biglietto da visita della nostra trasmissione, un po' la sigla di apertura, a volte appunto di chiusura, abbiamo alternato diverse volte, però è nato un bel rapporto peraltro fra Sardegna Canta e il gruppo di Orune, tanto è vero che abbiamo saputo, lì al primo piano Gianluca, un applauso anche a lui, insomma, eccolo qua. Oh, bene, vicino ad Orune abbiamo parlato molto della località nuragica, del pozzo su Tempiè, su pozzo nuragico, che è straordinario peraltro, anche perché non si sa bene la sua origine, delle vibrazioni, un ritmo straordinario. È difficile anche imparare questo tipo di ballo perché hanno una sorta di posizione un po' rigida con la schiena, insomma sarà affascinante e interessante scoprirlo e scoprire in movimento l'abbigliamento straordinario di Orune con Suserio. Prego.
Guido Vercellino all'organetto, che accompagnerà il gruppo Santa Nulla per il ballo conclusivo, estremamente vibrante, appassionante, bello ancora una volta vedere, io lo sottolineo perché è davvero importante vedere l'abbigliamento tradizionale muoversi al ritmo delle danze di Orune, in particolare su Ballo Lestru. Prego. Il vostro sovrano. Sono spiacente di informarvi che il mondo... Ecco, a proposito, Francesca, dell'abbigliamento tradizionale del gruppo di Osilo, possiamo infatti dire che con Osilo...